Fate partire subito il video, così... No? Ok. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa che riporta qui a Palazzo Ferrofini il Pulcino d'Oro, un torneo giunto alla sua quinta edizione, protagonista la città di Bovolone che il 9, il 10 e l'11 maggio prossimi ospiteranno questo importante torneo regionale che avrà protagonisti i pulcini, cioè i ragazzi della categoria anno 2014, ragazzi e ragazze che si confronteranno in un torneo a vincente in questa quinta, dicevo, edizione, 700 atleti, no, chiedo scusa, più di, se non sbaglio, 32 squadre che si alterneranno in questo torneo. Tantissimi, dicevo, atleti, quelli registrati nella scorsa edizione, ma tantissime anche le famiglie che sono accorse a vedere questo spettacolo di puro sport. Uno spettacolo di sport, dicevo prima, con una grande organizzazione, importanza anche dei valori che ancora una volta Bovolone riafferma nella propria città e ovviamente con riferimento allo sport, dove non solo i talenti dei giovani, dei giovanissimi che si alterneranno nei 12 campi da calcio realizzati appositamente, ma dicevo anche la partecipazione delle famiglie che potranno in queste giornate di tornei poter assaporare anche il senso di comunità, il senso di stare insieme, il senso di partecipazione e coinvolgimento grazie proprio alla magia che lo sport riesce a regalare a tutti noi. E quindi con grande orgoglio questa quinta edizione prende il via nei prossimi giorni. Con grande orgoglio, dicevo, la ospitiamo anche quest'anno a Palazzo Ferrofini e lascio ora la parola a chi interverrà in seguito a presentare non solo l'edizione quinta ma anche le novità di quest'anno, perché quest'anno, dicevo, 7 province venete coinvolte, ma ci sarà anche un elemento di novità, la grande sfida che coinvolgerà i ragazzi meno fortunati che però avranno la possibilità anche loro di dimostrare nel rettangolo di gioco come lo sport davvero non ponga limiti e confini di nessun tipo e di nessun genere. Lo sport è una capacità di inclusione totale, è un progetto sociale sul quale dobbiamo investire noi tutti insieme e credo che in questi giorni, con questo torneo, di nuovo Bovolone riaffermerà questi principi, questi valori a noi cari. Lascio la parola ora ad Orfeo Pozzani, sindaco di Bovolone, per il saluto e poi so che c'è anche un contributo video. Grazie, buongiorno a tutti e grazie al nostro consigliere Alberto Bozza che ringraziamo sempre per la sua disponibilità e vicinanza al territorio e che ci ha portato proprio qua in regione, in questo palazzo, nella sede regionale perché proprio si sposa col nostro torneo, perché a Bovolone si faranno le selezioni del torneo regionale Pulcino d'Oro. Noi con grande soddisfazione anche quest'anno siamo alla quinta edizione, ma dietro tutto questo ci sono le persone, quindi ringrazio tutta la mia squadra amministrativa, il delegato nostro e il consigliere Michael Ferrari per aver creduto anche quest'anno e aver organizzato assieme alla nostra importante società questo torneo, confermare questo torneo. La quinta edizione sappiamo che è impegnativa, è per quello che voglio puntare sugli organizzatori, sui volontari, perché sappiamo che intorno allo sport viviamo di volontariato ed è per questo che ringrazio il mio consigliere e ringrazio il presidente Marco Gonzato per la passione e l'amore che ha per lo sport con tutto il suo direttivo e tutto il suo staff, perché sappiamo che anche intorno allo staff del mondo calcio, tra allenatori, preparatori, chi pulisce gli spogliatoi, ai bar, c'è un mondo di persone che lo fanno, come abbiamo detto, perché anche loro seguono questi importanti valori.
Poi ringraziamo gli organizzatori e qui abbiamo il presidente Sandro Berretta, che anche quest'anno ha creduto nel nostro territorio, ha creduto a Bovolone, ma diciamo Bovolone, ma non perché è Bovolone, perché ha creduto nel territorio, ma anche perché abbiamo veramente degli impianti che sposano proprio le loro intenzioni. E quindi all'organizzatore a Scaletta Andrea, e quindi ho fatto di nomi per far vedere che anche qua si sta giocando di squadra, dalla regione, dal nostro consigliere a tutte le persone qua coinvolte. E sì, dicevo, tanta soddisfazione perché alla fine diamo un grande valore non solo a quello che è l'importanza dello sport, l'importanza nel settore giovanile, perché spesso sulla cronaca vediamo notizie negative, quelle che sono i nostri giovani. Però dobbiamo anche pensare che abbiamo anche una gran parte di giovani che seguono ancora il grande valore che è quello e le fondamenta della famiglia, per portarli poi all'istruzione e alla cultura e poi portarli sui campi, nelle palestre, nei palazzetti per fare sport, perché è lì che si fanno il carattere, è lì che si forma la persona, per avere poi le nostre donne e i nostri ragazzi, uomini del futuro. E anche quest'anno c'è la novità, il coinvolgimento, perché sappiamo che il calcio è più sul mondo maschile, ma grazie al Pulcino d'Oro e agli organizzatori già da qualche anno stanno pensando proprio al settore femminile, alle nostre bambine, e quindi a Bovolone loro fanno già da qualche anno, ma già, quest'anno è la seconda edizione che coinvolgiamo le squadre femminili, quindi coinvolgiamo tutti. E come dicevo prima, per noi, parlo a nome di tutta l'amministrazione, è un grande orgoglio perché dà valore non solo al territorio ma a tutto Bovolone, perché con questo torneo esce Bovolone, va fuori il nome Bovolone a livello internazionale. Quindi grazie ancora a tutti gli organizzatori, ma a tutte quelle persone che oggi operano a costo zero per portare avanti, come ha detto il consigliere, i grandi valori che sono lo sport, la salute, l'aggregazione e quello che è l'educazione che voi date e create. Grazie. Grazie al sindaco Orfeo Pozzani e adesso facciamo partire un contributo video.
Immagini davvero belle, entusiasmanti e come ci racconterà adesso Michael Ferrari, delegato allo sport del Comune di Bovolone, che invito a venire qui. Ricordo un torneo patrocinato dalla Regione, dalla provincia, del Comune di Bovolone, che vede un torneo maschile a 32 squadre e un torneo femminile a 12 squadre in contemporanea. Allora Michael, a te la parola. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio la Regione per averci colto anche quest'anno per la presentazione della quinta edizione del Pulcino d'Oro. Ringrazio il consigliere Alberto Bozza per l'ospitalità e ringrazio di cuore veramente il presidente del comitato del Pulcino d'Oro, Sandro Berretta, per dare la possibilità anche quest'anno alla nostra società, la sede di Bovolone, di poter ospitare la quinta edizione del Pulcino d'Oro. Anche quest'anno l'amministrazione e il comune si è impegnato a supportare l'evento, sistemando i terreni di gioco per far sì che almeno i nostri ragazzi possano giocare su terreni molto adeguati per questa veramente manifestazione. Volevo complimentarmi con la società, con il presidente Marco Gonzato e tutto il direttivo per l'amore e la passione che ci mettono ogni anno per questa manifestazione. Anche quest'anno la società ha voluto alzare nuovamente l'asticella delle squadre partecipanti. Le squadre partecipanti quest'anno saranno bensì 44, 32 squadre sono le maschili e la novità più importante quest'anno è le 12 squadre femminili. Quindi dopo l'Evico Bovolone si pone diciamo, in seconda posizione come squadre femminili presenti. Quindi penso che sia un ottimo risultato anche quest'anno. Quindi volevo complimentarmi anche con uno degli organizzatori del Pulcino d'Oro di Bovolone, della società Bovolone, con Rico Leati, che so quanto ci mette passione e amore ogni anno per portare avanti questo magnifico evento. L'evento inizierà venerdì prossimo, venerdì 9 maggio, con la sfilata di tutte le squadre partecipanti, partendo dal centro di Bovolone fino ad arrivare agli impianti sportivi di calcio. Dopo la sfilata verranno fatti i sorteggi per le partite che inizieranno il sabato mattina, termineranno il sabato sera con le premiazioni della parte femminile e poi la domenica ci saranno le premiazioni della parte maschile. Quindi veramente sarà un grande torneo anche quest'anno. Ringrazio nuovamente gli organizzatori del Pulcino d'Oro veramente per darci la possibilità di portare avanti questo importante torneo. Mi auguro e spero come comune amministrazione, col supporto della società, di portare avanti questo torneo anche per i prossimi anni, perché so bene che la società ha in mente, ha intenzione di alzare nuovamente l'asticella delle squadre partecipanti anche il prossimo anno. Quindi ecco, vi aspettiamo il 9, 10, 11 maggio nei nostri impianti sportivi di Bovolone. Viva lo sport e viva il Pulcino d'Oro e un grande in bocca al lupo alla nostra società, la SD di Bovolone. Grazie. Grazie Michael Ferrari, e allora proprio invocato qui la società Bovolone, inviterei il presidente Marco Gonzato non solo per un saluto ma anche insomma per raccontarci questa coorganizzazione anche quest'anno per un torneo che si riafferma a livello evento tra i più importanti. Buongiorno a tutti. Allora, il mio primo ringraziamento va fatto naturalmente alla Regione, va fatto ad Alberto Bozza, che anche quest'anno ci ha dato questa possibilità di presentare questo torneo regionale, diciamo, in questo bel ambiente. Venezia è già di per sé una location molto spettacolare. Vorrei ringraziare anche Sandro Berretta, che è il presidente, con assieme Scalette che è l'organizzatore, per averci anche quest'anno dato la possibilità di poter organizzare questo evento regionale a Bovolone. Siamo partiti 5 anni fa, hanno creduto in noi come diciamo location per questo grande torneo regionale. Abbiamo sempre cercato di aumentare, come diceva prima il Solo Sport, l'asticella. Siamo partiti con un numero minimo di squadre, abbiamo sempre aumentato nell'arco degli anni, siamo arrivati a 32 squadre e da 2 anni in collaborazione con diciamo, Scalette e Berretta, che abbiamo cercato di poter inserire anche il femminile. Ci siamo riusciti l'anno scorso.
abbiamo fatto una presentazione, è andata bene, è stata piaciuta a livello diciamo anche regionale dalle squadre, perché come stiamo vedendo ultimamente il femminile sta crescendo. È uno sport che non è solo dato il calcio dal maschile, però sta partendo anche il femminile e l'apprezzamento da tutti lo vediamo. Ecco. Quest'anno abbiamo aumentato anche quest'anno, dunque partiamo con diciamo 32 squadre, quello che è il maschile, e 12 femminile. La location penso che nella regione sia una location che non penso che sia meno di altre diciamo, comuni. Noi abbiamo un impianto che è invidiato da tantissimi. Il mio augurio cos'è? Noi ci impegniamo tantissimo perché a livello noi impegno comunale e anche diciamo, di quello che è la società è alto. Sono già 6 mesi che lavoriamo per questo torneo. Mi auguro che il proseguimento sia anche per gli anni futuri. Noi cercheremo sempre di fare qualcosa di migliore a livello societario per poter dare diciamo, a questo torneo la giusta vetrina che merita. Diciamo, ecco. Non aggiungo altro perché hanno un po' detto tutti gli altri quello che c'è da dire. Ringrazio il Comune per diciamo, tutto il lavoro che ci dà, l'interesse che ci dà anche a noi. Voglio ringraziare tutto il mio staff, dal direttivo, che giustamente lavorano anche loro da 6 mesi o anche più. Ringrazio Leati Enrico, che è l'organizzatore nostro, che penso ci metta tanto impegno, ha già il suo lavoro, però dedica tantissimo per questo evento che venga realizzato nel miglior modo. E ringrazio tutte le persone che sono in seconda, diciamo non le vediamo mai qui perché giustamente loro lavorano dietro le quinte, ma sono quelle che dopo realizzano tutto questo bel evento e danno un tanto apporto. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a Marco Gonzato, presidente dell'SD Bovolone, e grazie per aver giustamente ricordato chi lavora magari senza essere spesso ricordato, con grande umiltà, con grande sacrificio, e che poi è quello che fa la differenza nel tessuto organizzativo. E proprio per organizzazione inviterei qui, visto che insomma torna di nuovo protagonista Bovolone, Sandro Beretta, presidente del Pulcino d'Oro, per raccontarci gli elementi di novità, ma soprattutto questo Pulcino d'Oro che continua a crescere. Parto dai ringraziamenti e per una volta parto dal basso. Io credo che lo sforzo importante, enorme, lo facciano le società sportive. Quindi ringrazio il presidente Marco Gonzato con tutto il suo staff, perché scarica a terra sui campi veramente un'energia importante e per noi diventa molto facile fare il Pulcino d'Oro o affiancarci a società come la SD Bovolone. La SD Bovolone è una società importante, ha più di 100 anni, quindi un traguardo che solo pochi si possono fregiare, ma è una società ancora nel pieno della propria vita, della propria forza. A me fa molto piacere vedere questo coinvolgimento. Oggi sono coinvolte la società sportiva, tutti i volontari che lei riesce a coinvolgere attorno ad eventi come questo, come il Pulcino d'Oro, ma è coinvolta in maniera importante l'amministrazione comunale, quindi il sindaco, l'assessore delegato, la regione, la provincia. Ecco, io credo che qua ci sia un terreno fertile per avere una collaborazione di lungo respiro e di ampio respiro. È auspicabile poter trovare in noi organizzatori del Pulcino d'Oro situazioni come questa. Avete un impianto sportivo poi che è, l'ha detto il Presidente, veramente invidiabile, quindi io non faccio altro che ringraziarvi per quello che avete fatto per il Pulcino d'Oro e che assieme abbiamo fatto per il Pulcino d'Oro. Torno sui valori. Il consigliere Bozza ha parlato di valori, ecco, noi ci teniamo molto. Credo che un elemento che fa del Pulcino il successo siano i valori. Il Pulcino d'Oro è nato attorno a 3 parole chiave: sport, bambini, solidarietà. Ricordo che tutte le quote di iscrizione delle società
che si iscrivono appunto ai tornei regionali e al torneo internazionale vengono devolute a iniziative che hanno come obiettivo finale i ragazzi, quelli più in difficoltà, e tante sono le nostre iniziative rivolte verso il sociale. Ecco, su questo noi ci teniamo molto, quindi teniamo molto anche al comportamento, teniamo molto al comportamento non solo dei dilettanti, anche dei professionisti. Abbiamo la fortuna di essere arrivati ad un punto per il quale possiamo anche permetterci di dire chi invitare e chi non invitare, ma questa fortuna è merito di tutti noi che organizziamo assieme il Pulcino d'Oro. Ecco, oggi voi vedete le facce mie e di Andrea Scalet, ma noi abbiamo un team, diciamo, molto ampio di ragazzi che lavorano tutto l'anno attorno al Pulcino d'Oro. Vi dico qualcosina su quello che è la fase finale del Pulcino d'Oro, quindi il Bovolone verrà in Trentino, a Levico e nei paesi, nelle cittadine per fare la fase finale come chi vincerà il torneo a Bovolone, e potranno da un punto di vista sportivo probabilmente trovare il meglio del calcio sicuramente italiano, sicuramente europeo e anche il calcio mondiale. Noi quest'anno abbiamo dalla Juventus all'Inter, all'Atalanta, alla Roma, tantissime società di dilettanti di tutta l'Italia. L'Italia è molto lunga, arriveranno le squadre siciliane, le squadre toscane, le squadre pugliesi, le piemontesi, le venete. Sarà veramente un grande laboratorio di calcio. E poi abbiamo gli stranieri, ne abbiamo sempre di più. Abbiamo il PSV Eindhoven, abbiamo il Benfica, abbiamo lo Sporting Lisbona, abbiamo i sudamericani del River Plate, abbiamo il Leeds United, abbiamo una squadra che viene dalla Georgia quest'anno, abbiamo il Barcellona quest'anno, un Barcellona che insomma per noi rappresenta il riconoscimento di tanti sforzi che facciamo, abbiamo una squadra che viene dall'Africa, abbiamo squadre cinesi che ci chiedono di poter venire a fare il Pulcino d'Oro. Ecco, questo per dire che questo evento che tutti assieme stiamo scaricando a terra e stiamo cercando di portare avanti con i valori può veramente fare ancora molta strada assieme. Ecco, questo concetto del fare la strada assieme a me piace molto, e come noi siamo un team, vedo che voi siete un bel team, credo che questo sia un ottimo auspicio per un futuro roseo. Grazie ancora. Grazie a Sandro Beretta, grazie per aver posto l'accento anche sui grandi valori che il Pulcino d'Oro ogni anno cerca di raccontare, e quindi invito Andrea Scalet, organizzatore di questo importante appuntamento, perché si diceva del valore anche di un torneo di questo genere che riesce a fare squadra dentro e fuori dal campo, perché ovviamente quello che è la macchina organizzativa è una macchina organizzativa che vede protagonisti sia chi gioca nel campo, ma soprattutto prima e dopo chi sta anche fuori dal campo. Con questo gioia di giocare all'interno del rettangolo di gioco, ma pensando anche a un gesto di aiuto, di sostegno a chi ha più difficoltà e sta fuori magari da questa rete, da questo rettangolo di gioco. Quindi a te Andrea per spiegare a livello organizzativo questa quinta edizione. Assolutamente, noi quest'anno siamo fortunatamente alla quinta edizione del torneo regionale a Bovolone. Io mi ricordo ancora quando siamo partiti quel 5 maggio del 2019 con la prima giornata a Bovolone, erano 16 squadre e da lì comunque è stato un matrimonio molto intenso e cospicuo, proficuo per entrambi, perché ci ritroviamo oggi ad avere 44 squadre al via. Tra l'altro non è solo quantità ma è anche qualità. Vorrei ricordare un aneddoto. Lo scorso anno il Pulcino d'Oro Girls ha fatto tappa a Bovolone per la prima volta in Italia, e non è solo quantità appunto come dicevo, ma addirittura qualità. A vincere è stato il Cittadella che è arrivato a giocarsi nei giorni conclusivi dell'evento assieme a Inter, Juve e Roma il Pulcino d'Oro Girls. Sono arrivate a giocarci il girone finale, quindi insomma quantità, la voglia di crederci, seguirci appunto in questa avventura anche del Pulcino d'Oro Girls e portare appunto, dare un apporto così importante anche al nostro evento internazionale, che quest'anno arriva alla 10ª edizione. Quest'anno il torneo internazionale Pulcino d'Oro arriva alla 10ª edizione, con Bovolone una delle 3 società con cui siamo partiti nel 2019, siamo veramente molto contenti anche per la crescita, per quello che siamo riusciti a trovare e creare assieme, e per questo mi unisco anch'io al ringraziamento.
E a livello organizzativo sì, ci siamo, siamo pronti, da giovedì 12 a domenica 15 ci sarà l'evento in Trentino. Questa tappa in Veneto per noi è molto sentita e molto importante, anche perché è una delle ultime tappe prima di arrivare proprio all'evento. Quest'anno sono state ben 17 le tappe, abbiamo coinvolto più di 400 società tra tutta Italia e Europa, e questo per noi è un grandissimo sviluppo, eccetera. Sviluppo che speriamo di continuare appunto assieme agli amici della SD Bovolone, che fino ad adesso è stato veramente importante. Grazie ad Andrea, quindi grande non solo quantità ma grande qualità in questo torneo, come ci hanno raccontato, e ringrazio Orfeo Pozzani, sindaco di Bovolone, Michael Ferrari, delegato allo sport, Marco Gonzato, presidente della SD Bovolone, Sandro Beretta in qualità di presidente del Pulcino d'Oro e infine appunto Andrea Scalette con l'organizzazione che ci ha raccontato di una tappa davvero importante, quella di Bovolone, ma di un percorso molto lungo, molto impegnativo e che rende onore non solo al calcio ma al nostro sport italiano, veronese e veneto. Quindi grazie di cuore e salutiamo tutti gli amici lasciando l'ultimo contributo video, quindi lasciamo parlare le immagini, lasciamo parlare i sorrisi, le emozioni del torneo Pulcino d'Oro con l'appuntamento il 9, il 10 e 11 maggio a Bovolone. Buona giornata a tutti.